Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la crisi provocata dalla guerra in Ucraina. È continuato per tutta la notte il transito di autobus, minivan e auto private ucraine ai valichi di confine di Tarvisio e Fernetti. Secondo fonti delle autorità di frontiera, in tutto sono transitati una decina di bus e vari minivan e auto private. Sugli automezzi c'erano quasi esclusivamente donne e bambini. Su un autobus transitato nella notte c'era una famiglia di catecumenali con 7 figli e la madre incinta di 7 mesi. Su un altro autobus invece viaggiava tra gli altri passeggeri anche una ragazzina che aveva la febbre alta e stava male. Come nei giorni scorsi, le destinazioni sono varie città del nord ma anche del sud Italia. Molti proseguono per altri paesi europei. Il prefetto di Udine Massimo Marchesiello e il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi hanno incontrato in videoconferenza i sindaci del territorio per sviluppare un piano congiunto per l'accoglienza dei profughi ucraini. Ieri la prefettura aveva stabilito l'iter di tampone e quarantena obbligatoria per tutti coloro che scappano dalla guerra tra Russia e Ucraina e al termine dei giorni di isolamento la possibilità di essere redistribuiti tra le varie strutture di accoglienza. Proprio la redistribuzione è al centro dell'incontro in corso in questo momento. E a Pordenone è iniziato poco fa in prefettura l'incontro con i sindaci del Friuli occidentale, le forze dell'ordine e ASFO per l'accoglienza dei profughi ucraini. Vediamo. La gestione dell'accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina è al centro dell'attenzione anche da parte della prefettura di Pordenone, che ha convocato un tavolo tecnico con le forze dell'ordine, i sindaci del Friuli occidentale e ASFO per mettere in campo le iniziative logistiche e sanitarie per aiutare quanti stanno scappando dalla guerra. Al tavolo, coordinato dal prefetto Domenico Lione, iniziato poco fa e ancora in corso, hanno preso parte i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, il questore, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. Presenti anche il sindaco e il vice sindaco di Pordenone, mentre gli altri primi cittadini si sono collegati da remoto. Durante l'incontro si discuterà di come trovare un alloggio alle tante famiglie che si immagina arrivino anche nell'addestratagliamento. Già alcune hanno attivato i primi ricongiungimenti, con l'obiettivo che tutta l'accoglienza passi da canali istituzionali anche per garantire un controllo degli ingressi. I sindaci stanno cercando sul territorio locali pubblici o privati da mettere a disposizione. Anche ASFO garantirà la sicurezza e la cura sul fronte sanitario per quanti ne avessero bisogno. Cambiamo pagina. Il dirigente della Questura di Udine, Giovanni Belmonte, agli arresti domiciliari da 2 settimane è libero. È arrivata ieri sera la decisione del GIP di Bologna che nella motivazione specifica che è venuta meno la gravità degli indizi raccolti. Si parla di uno scambio di persona da parte degli investigatori bolognesi. Sentiamo. È libero e forse vittima di uno scambio di persona Giovanni Belmonte, il dirigente della Questura di Udine, da 2 settimane agli arresti domiciliari con l'accusa di aver contrattato una prestazione sessuale a pagamento con una minorenne nel 2018 a Bologna. Libero dopo la decisione del GIP di revocare gli arresti domiciliari a seguito dell'interrogatorio di garanzia che lo stesso Belmonte, seguito dal legale Stefano Comand, aveva sostenuto nei giorni scorsi. Comand si era appellato al Tribunale del riesame, la cui udienza è fissata per mercoledì, ma di fatto non è più necessario arrivare davanti al giudice perché secondo il GIP è venuta meno la gravità degli indizi raccolti. L'accusa contestava a Belmonte un episodio risalente al 2018, quando il dirigente della Polizia di Stato avrebbe contattato una minorenne e fissato un incontro per una prestazione sessuale dietro pagamento. Proprio da qui sarebbe cominciata l'indagine della Procura di Bologna che ha portato all'arresto e alla sospensione del dirigente della Questura di Udine, finito dentro una più ampia inchiesta sulle baby squillo iniziata a Roma. Alla base della decisione ci sarebbe l'ipotesi di uno scambio di persona, ipotesi che a questo punto potrebbe far decadere l'intero procedimento contro Belmonte. Sentiamo ora il commento del difensore di Giovanni Belmonte, Stefano Comand, al microfono di Hubert Londero. L'indagine è tuttora aperta e l'ordinanza di revoca è chiara nella sua lettura, cioè incide sul dubbio che quelli che fossero i gravi indizi di colpevolezza non permanessero, ed è per questo che si è disposta la revoca. Il contenuto invece della censura, dell'impugnazione che ho già svolto nei giorni precedenti avanti il Tribunale del riesame, che è il giudice superiore che valuta se l'ordinanza è corretta o corretta, cerco di esprimermi in termini molto semplici e comprensibili, è ancora aperto e dovrebbe esserci discussione nella giornata di domani. Nella giornata di domani il Tribunale del riesame affronterà
il contenuto dei miei atti di impugnazione, quindi i motivi di doglianza, e per i quali chiedo essenzialmente non semplicemente la revoca, ma proprio l'annullamento del provvedimento stesso. Questo perché se ci trovassimo di fronte a un annullamento del provvedimento, possiamo anche pensare ad un'immediata istanza di archiviazione e quindi una chiusura dell'indagine. A Udine adesso, dove il centro storico in 10 anni ha perso il 13% delle sue attività commerciali. Va solo lievemente meglio in periferia, dove in 10 anni sono sparite quasi 50 insegne. È il bilancio di Confcommercio Udine, vediamo. In 10 anni quasi 120 imprese, aziende e negozi sono spariti, e solo nell'area di Udine, tra Interland e centro storico. È il dato che emerge dall'indagine dell'ufficio studi di Confcommercio, che sottolinea come in tutta Italia tra il 2012 e il 2021 siano stati chiusi 85.000 negozi al dettaglio, di cui 4.500 nel solo periodo della pandemia. Il commercio nel centro di Udine è passato dal poter contare su 564 imprese a 492, un meno 13% che diventa meno 12 nell'area periferica, passando da 403 a 354. Il settore che invece fa segnare un segno più è quello della ristorazione, di bar e alberghi, che crescono sia in centro che fuori, arrivando ad un totale di 624 attività di questo tipo in tutto il capoluogo friulano. La situazione resta di sofferenza, ha commentato il presidente mandamentale di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan. Si deve insistere nella ricerca di una nuova capacità di pianificazione, meno burocratica, per dare risposta alle esigenze contingenti e arginare la perdita di funzione della città. Nell'anno preelettorale, conclude Pavan, sarà importante che la classe politica non pensi solo al voto, ma imposti un serio programma di rilancio. Ed è la carenza di manodopera, in particolare di giovani che abbiano voglia di fare gli artigiani, il problema più sentito tra le imprese artigiane della provincia di Udine. Emerge dalla 32esima indagine congiunturale sull'artigianato realizzata su interviste condotte da IRTEF tra fine gennaio e inizio febbraio a 601 artigiani della provincia friulana, e presentata oggi dal responsabile dell'ufficio studi dell'associazione Nicola Serio con il presidente di Confartigianato Imprese Udine Graziano Tilatti. Tutti i dettagli fra pochi minuti nella nostra trasmissione di approfondimento. A voi la linea. Andiamo a Pordenone, nuovo confronto oggi in Prefettura Pordenone tra i sindacati del comparto sanità e l'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Sul tavolo la carenza di personale acuita dalla recente serie di dimissioni. Sentiamo. Attesa nel Friuli Occidentale per il confronto tra sindacati e azienda sanitaria, che in mattinata si incontreranno davanti al prefetto di Pordenone Domenico Lione. Sul tavolo soprattutto la verifica degli accordi raggiunti a fine dicembre, sempre con la mediazione della prefettura, dopo lo stato di agitazione dichiarato da CGIL, UIL e Nursind. Il tema del contendere è legato in particolar modo al personale. I sindacati avevano chiesto la proroga dei contratti in scadenza nel 2021 fino al giugno prossimo, il rimpiazzo del personale uscente a vario titolo e assunzioni tali da colmare il gap tra le attuali forze a disposizione e quelle che sarebbero previste nella pianta organica. A portare la voce dell'azienda sanitaria sarà il direttore generale Joseph Polimeni, già messo sotto attacco non solo dalle forze sindacali ma anche da parte della politica del territorio, che più volte ha chiesto la sua sostituzione alla regione. Sul tavolo anche la serie di dimissioni presentate nelle ultime settimane da parte di dipendenti, in particolare infermieri, che hanno coinvolto anche il pronto soccorso, mettendo in crisi il servizio di emergenza. Se le risposte non fossero sufficienti, i sindacati sono pronti a mettere in campo nuove azioni di protesta. Siamo alla cronaca, incidente questa mattina sulla 4 sul ponte sul tagliamento in direzione Venezia. 3 mezzi pesanti, per causa ancora da accertare da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati, fortunatamente senza conseguenze per i conducenti. L'incidente ha però creato code e rallentamenti e per questo il personale di Autovie Venete consiglia l'uscita alla Tisana. E doppio intervento dei vigili del fuoco in A28 per un'auto in fiamme e per un tamponamento che fortunatamente non hanno causato feriti. L'incendio è avvenuto in una piazzola di sosta in direzione Portogruaro fra Sacile Ovest e Sacile Est. Un'auto fermatasi lì ha preso fuoco con il conducente che è riuscito a mettersi in salvo. 2 i mezzi impegnati nello spegnimento. Nell'altra corsia contemporaneamente 2 mezzi, forse per guardare l'incendio, si sono tamponati. Ovviamente l'intervento dei pompieri e anche in questo caso nessuno è rimasto ferito.
Consegnati a Udine i lavori di asfaltatura di 3 strade strategiche della città che cominceranno a metà settimana. Vediamo. A Udine sono stati consegnati i lavori d'asfaltatura di tratti di Viale delle Ferriere, Via Martignacco e Via Pracchiuso per un importo che supera i 300.000 euro. Tra cui via Martignacco, il tratto che va da via Lombardia al ponte sul Cormor, via delle Ferriere invece è un tratto che va da via Tullio a via del Rubei. Su Piazzale Cella andremo anche a sistemare le 3 intersezioni che sono all'interno della rotatoria. Alla terza fase di questo appalto andremo ad asfaltare completamente via Pracchiuso a renderla più decorosa. Lì ci sono anche parecchi passi carrai e quindi meritava sicuramente un intervento immediato. Torniamo in provincia di Udine. Dopo la denuncia della famiglia che a Pasian di Prato vive in una casa piena di muffa, replicano l'assessore alle politiche sociali del comune e del presidente della cooperativa proprietaria dell'immobile. Vediamo. Il comune di Pasian di Prato fa tutto il possibile per aiutare le famiglie in difficoltà. L'assessore ai servizi sociali Lucio Riva, a fronte della richiesta di aiuto della famiglia di Karin Stefanutto, che da 2 anni vive in una casa poco salubre perché con il riscaldamento non funzionante e piena di muffa, conferma l'attenzione del municipio, già concretizzata con l'attivazione di una borsa lavoro a favore del compagno. Più limitate le opzioni per quanto concerne l'individuazione di una casa alternativa. Riva ha ricordato che l'assistente sociale, assieme all'associazione Vicini di Casa, è impegnata nella ricerca di una soluzione alternativa, avendo ben presente le difficoltà di trovare immobili con un affitto contenuto nel comune. Il municipio, ha quindi sottolineato l'assessore, può intervenire solo su sostegno all'affitto, che però deve essere quello standard. Sulla condizione dell'immobile abbiamo chiesto chiarimenti a Fausto Cosatti, presidente della cooperativa di consumo, proprietaria della casa. Per le condizioni dell'immobile affittato prima della sua nomina alla guida della cooperativa è in corso anche un'azione legale. L'edificio era stato affittato in precedenza senza alcun problema, ha ricordato Cosatti, e prima di far entrare la famiglia avevamo provveduto ad effettuare i lavori necessari, inclusa la pitturazione degli interni. Il contratto avrebbe dovuto durare 1 anno perché è in fase di progettazione un intervento che comporterà la demolizione della casa e l'edificazione di un nuovo complesso. Di recente erano stati segnalati problemi con il riscaldamento e il tecnico incaricato aveva sistemato almeno un ventilconvettore, mentre nel caso della canna fumaria, sulla cui sicurezza ci sono forti dubbi, la cooperativa è in attesa della pronuncia del giudice. In ogni caso, ha dichiarato Tosatti, siamo ben disponibili a venire incontro alla famiglia. Questa edizione del telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo l'appuntamento tra poco con gli approfondimenti di A Voi la Linea. Buona giornata.